Buongiorno professoressa Borella e grazie per essere venuta qui in questo spazio dedicato alle caregiver Veneto in rosa. Buongiorno, ringrazio per questa opportunità e ringrazio anche tutte le caregiver Veneto per il ruolo, la mission che hanno, che purtroppo spesso non è riconosciuta. Questo è un aspetto importante da avere presente perché caregiver sono soprattutto donne, sono più di 1 milione le donne che si prendono cura, quindi di 10 casi, 6 sono donne che si occupano di familiari malati, di disabili, di persone anche di persone anziane, quindi parliamo di 63-75% di questi caregiver, di chi si prende cura, che è donna, di anche diverse età. Sono molto spesso donne tra i 45 e i 65 anni. Pensate che in uno studio che ho letto qualche tempo fa veniva fatta questa riflessione che se ci fosse una nuova pandemia che andasse a colpire in modo specifico i caregiver e i caregiver donna, ci troveremmo di fronte a una emergenza anche sanitaria di proporzioni mai viste fino ad oggi. Purtroppo questa rete che sostiene, come forse vi ho anche già detto, è una rete invisibile, quindi molto spesso non è chiaro, non risulta evidente diciamo, il carico e le responsabilità che hanno queste donne, che molto spesso non hanno scelto di essere un caregiver, non hanno una formazione specifica, penso quindi al caregiver informale, quindi familiari, amici, conoscenti, comunque che non hanno appunto una formazione, che non sono retribuite per questo lavoro di cura e che devono anche sostenere i costi dell'assistenza. E un'assistenza, ed è qui anche una parte importante da tenere in considerazione, che è fisicamente, diciamo concretamente, di 5 ore, in media chiaramente parlo, di assistenza diretta, ma la testa sostiene chi sostiene 24 ore al giorno. Quindi queste preoccupazioni, in qualche modo il pensiero è costantemente attivato sulla persona di cui ci si prende cura. E diciamo una preoccupazione, poi cercherò anche di parlare anche dell'altra sfumatura del caregiving, che vanno da mansioni della quotidianità, la pulizia, l'igiene, il cucinare, ma anche poi difficoltà, quindi che non solo di tipo esterno, ma anche di tipo interno, con una serie poi di anche conseguenze che riguardano la salute fisica, l'accusare stanchezza, non riuscire a dormire a sufficienza per questa testa che è sempre su la persona di cui ci si prende cura. E quindi poi c'è a volte anche un dover utilizzare farmaci per poter essere più in forza, per poter sentirsi meglio, per poter avere un momento anche di pausa a livello mentale. E in uno studio che stiamo concludendo, abbiamo finito di scrivere, ci siamo ad esempio anche preoccupate di capire quali sono anche le percezioni che i caregiver hanno rispetto al proprio processo di invecchiamento, perché appunto tra 45 e 65 anni una serie di cose cambiano e in qualche modo anche l'età del caregiver aumenta. Ecco, una cosa molto interessante è che i caregiver rispetto ai non caregiver, quindi a chi non ha questo tipo di situazione da gestire, vedono l'invecchiamento, quindi questo avanzare dell'età, pur non essendo ancora anziani, come caratterizzato anche da una serie di aspetti negativi.
il fatto di non sentirsi più come prima, il fatto di sentirsi più lento nel pensare, di sentirsi più isolato e del pensare che questi aspetti ovviamente potranno anche peggiorare andando avanti con l'età in questo lavoro di cura che è sicuramente importante. Quindi con anche tutta una componente legata a come ci si vede nel futuro e anche di questa paura per il futuro. E infatti la salute fisica, questo senso di non potercela più fare, è un aspetto che spesso emerge. Queste emozioni negative, questa tristezza, questo impatto su la parte appunto psicologica, ma anche tutta una parte legata a come stanno le mie abilità mentali, non ci si sente più brillanti come prima, no? E qui il primo messaggio che mi sento di dare alle caregiver è quello anche di tenere in considerazione le proprie abilità mentali, cioè tenere monitorato anche come sta la propria memoria, come sta la propria intelligenza, come sta il proprio benessere, come stiamo, come stiamo, quindi questo benessere psicologico, per poi riuscire anche a trovare attività che vadano a sostenere non solo il lavoro di cura in sé, che è ovviamente estremamente importante, ma anche iniziando a preoccuparsi un po' di se stessa, di se stessi. E secondo te, che hai fatto vari studi, hai fatto anche vari programmi, qual è l'ostacolo principale che incontrano le caregiver, i caregiver nel prendersi cura di loro stessi, Sì, nell'equilibrare il lavoro di cura con il prendersi cura di sé? da una parte, soprattutto per le donne, questo è il conciliare vari ruoli, quindi mogli, in alcuni casi sicuramente lavoratrici, sicuramente anche molto spesso essere madri, quindi il trovare in qualche modo del tempo da dedicare a se stessi in questo momento, in questa anche generazione, che poi è la generazione sandwich, che vede proprio soprattutto la donna schiacciata tra tanti ruoli, tra tante, scusate, mi suonava il telefono, tra tante incombenze. Quindi c'è questo sovraccarico anche nel ruolo. Cambiano i ruoli, si capovolgono e si ha questa sensazione di non riuscire più a farcela, di non sapere bene come anche districarsi. Quindi c'è questo fardello che è a più livelli. E quindi bisogna in qualche modo dare voce a questi bisogni, no? La psicologia ben ci dice quanto sia importante autorealizzarsi, ma non perché l'autorealizzazione sia così solamente un mero concetto psicologico, perché da quello anche esperiamo poi benessere. Sono quei bisogni del sé che sono essenziali per star bene con sé e riuscire anche poi a creare quell'ambiente di cura, di sostegno che ci aiuta. E anche riuscire a dare un significato all'interno della propria vita, della malattia. Quindi dare un significato alla malattia, di quello che sta succedendo e anche, scusate l'enfasi, anche il capire perché è importante essere sostenuti. Quindi che è un qualcosa che io posso condividere, che non c'è nulla di male nel dire che non ce la faccio più, senza arrivare al momento in cui veramente non ce la faccio più, condividendo anche con i miei amici, con la rete sociale che purtroppo si va a sfaldare a mano che questa esperienza di caregiving prosegue, anche perché si ha paura nel condividere, si ha paura nell'essere giudicati. E quindi proprio la prima cosa è riuscire a dare una lettura adeguata di quello che si sta facendo, essendo supportati da professionisti che non vogliono fare miracoli, ma che vogliono accompagnare in un percorso la persona per riuscire a, se posso usare questa metafora, a mettere queste lenti corrette per dare una chiave di lettura corretta a quello che sta succedendo e quindi anche diminuire
tutta una serie di distorsioni che vengono in modo automatico a causa di una situazione anche protratta che si sta vivendo e che si fa fatica appunto a gestire per anche un'incombenza di ruoli che la donna ha. E quindi riuscire a minimizzare determinati eventi, determinati comportamenti, dando anche spazio a quello che c'è di positivo. Nel caregiving si dà sempre questa lettura di questo fardello, di questo burden, che sicuramente c'è, perché la componente di fatica fisica viene esperita ed è oggettiva, ma si può anche costruire un qualcosa con la persona di cui mi prendo cura, avendo gli strumenti e conoscendo gli strumenti che possono essere sviluppati essendo sostenuti da un professionista. Quindi non è solo sostenere chi sostiene, ma sostenere chi sostiene in una complessità del lavoro di cura che è veramente a 360 gradi. E secondo te si può imparare, cioè possiamo proprio utilizzare questo termine, imparare a diventare caregiver? Si può imparare come si può imparare in tutti i contesti della nostra vita e come ben insegnano varie professioniste è il primo, forse il primo aspetto che dobbiamo imparare è quello di educare la nostra mente e rivedere anche tutta una serie di così abitudini che abbiamo adottato, che ci sono state tramandate che molto spesso vanno proprio a costituire una barriera. Sono abitudini molto spesso che pensiamo ci possano aiutare, come l'ossessione del fare, devo fare, posso fare tutto io, ce la posso fare. Invece molto spesso quando ci si prende cura la parte più complessa è quella dell'esserci, cioè di stare con il proprio caro, anche in silenzio, però essere lì presente, essere dedicati, avere la mente dedicata a chi si ha di fronte. Questo si impara e penso che le mamme che sono dei caregiver possano anche ricordarsi di quanto, quando i loro bimbi erano piccoli, fosse importante il privilegiare l'essere col bambino piuttosto che il fare, perché le esigenze non sono quelle del fare per la persona appunto di cui ci si prende cura, ma quello di avere un qualcuno che sta con loro, che condivide con loro, che riconosce la persona al di là delle difficoltà che ha, delle malattie che può avere, che valorizza anche la persona per le abilità, per le capacità che rimangono residue che si hanno. Quindi proprio è cercare di educarci in modo tale da creare un ambiente in cui anche io, caregiver, possa trovare questo spazio relazionale con la persona di cui mi sto prendendo in qualche modo cura. E questo si insegna anche, quindi impariamo perché il professionista, lo psicologo, può veramente insegnare a modificare comportamenti che possono non essere funzionali e comportamenti che non sono funzionali nella presa, nel prendersi cura della persona, ma anche che mi fanno poi star meglio nella mia quotidianità, mi fanno imparare anche a leggere in modo diverso quello che succede attorno a me. Un educare anche al fatto che ci si debba prendere tempo di se stessi, anche facendo attività fisica. Ci sono studi che mostrano come i caregiver che fanno attività fisica, anche molto moderata, quindi nulla di che, esperiscono un maggior benessere psicologico, perché la mente ha il modo per, diciamo, vedere altro che non la parte più difficile del prendersi cura. Secondo te, quali possono essere i segnali d'allarme da attenzionare
sia da parte dei caregiver, delle caregiver stesse, ma anche delle persone attorno a loro che ci fanno dire attenzione, c'è un rischio di sovraffaticamento, di sopraffazione. Come Mhm. possiamo coglierli questi segnali? Allora, mi sbilancio e direi cioè, metterei l'accento su questi due aspetti. Il primo, che secondo me è estremamente importante, è quando io non riesco a dire quanto o non riesco a esprimere emozioni di disagio, di fatica, ma non fisica, mentale. E anche il fatto di essere arrabbiato per quello che sta succedendo. Quindi per me questo è veramente il primo segnale, quindi il va tutto bene, ce la posso fare, questo per me già è un primo segnale. È un primo segnale in cui appunto c'è già un processo che sta mutando e io non riesco a fare prevenzione rispetto alla persona che si prende cura di. Questo è il primo, quindi la famiglia potrebbe in qualche modo anche cercare di cogliere la facilità o meno del caregiver nel condividere difficoltà che non sono però solo difficoltà fisiche, cioè di gestione della quotidianità. È proprio il dire, il condividere o il sentire che il caregiver condivide questa difficoltà nel gestire il proprio vissuto che interagisce con il vissuto della persona di cui ci si prende cura, il fatto di anche non verbalizzare le proprie emozioni e le proprie arrabbiature. Secondo me è questo, infatti anche nei gruppi di caregiver, quando il caregiver esprime le proprie emozioni anche negative, ecco, quello secondo me è già un primo momento di cambiamento importante. E secondo è quando mi devo riempire la quotidianità, pensando di non riempirla con una finalità, ma quando proprio iniziamo, il caregiver inizia a fare troppo. Quindi non riuscire a fermarsi e dire bene cosa sto facendo e questo fare, diciamo, gestire poi tutte le incombenze mediche e quant'altro, ma quando sono stato, quanto tempo ho veramente passato a guardare, anche senza fare nulla, la persona di cui mi sto occupando, cercare di entrare in sintonia con lei. Questo, secondo me, questi due aspetti per me sono estremamente importanti. E da questi poi si attivano tutta un'altra serie di aspetti, quali ad esempio la paura di essere giudicato, la paura di così essere in qualche modo messo a lato di tutta una serie anche di aspettative e di opportunità sociali. Quindi è proprio educare, preparare a educare la persona che si prende cura rispetto all'importanza di questi due aspetti. E ci sono varie opportunità, varie tipologie di interventi che gli psicologi possono appunto fornire, che vedono anche poi il rapporto con altri caregiver come fondamentale in questo processo di prendersi cura con anche un arricchimento personale. Quindi un sollievo che deve essere dato, fornito ai caregiver, che passa da questa educazione, ovviamente utilizzo il termine educazione quindi in modo molto, molto ampio, che permetta di esprimersi, di capire che cosa succederà, ma non è solo la psicoeducazione, che sicuramente è importante, è quella in qualche modo di ricentrarsi e di capire quanto l'ascoltarsi permette poi anche un cambiamento nelle dinamiche giornaliere e di presa in carico che è di beneficio e di supporto sia per il caregiver che anche per la persona che
ne beneficia. Perché appunto il caregiving è un macigno, cioè è veramente un qualcosa di pesante. E mi piace pensare anche ad alcuni autori che definiscono come quando questo peso viene condiviso, diventa più leggero. Quindi se tanti portano questo peso, che non è solamente il peso fisico, ovviamente, lo ripeto, il caregiving può diventare, si può riscoprire l'altro, si si possono riscoprire nuove dinamiche, un nuovo rapporto con la persona che va al di là della malattia, e tutto quello che a livello concreto, obiettivo, la malattia può portare con sé. E quindi se pensiamo in questi termini, chiaramente non c'è più solo l'individuo, non c'è solo il caregiver, ma c'è questo caregiver che è inserito in un contesto molto più ampio, che arriva fino poi a tutta la parte, la componente sociale del macrosistema, e allora è questa per me una delle soluzioni. Cioè il fatto che ci sia questa condivisione mediata da professionisti che aiutano a far comprendere e metabolizzare, perché la comprensione verbale è una cosa, poi riuscire invece a modificare quello richiede più tempo, però è questo cambiamento anche che poi porta veramente a questo benessere che viene come infuso, poi passa alla persona di cui ci si prende cura, e di tutto il resto, diciamo, del sistema familiare e sociale che ne ritrova beneficio. Quindi è come appunto se andassimo ad attivare con questo sforzo educativo, passatemi il termine, anche poi tutto questo un circolo che diventa veramente virtuoso, in cui io sto bene con anche la persona di cui mi prendo cura, avendo anche rivisto quelle che possono essere le priorità. Secondo Ecco, te, se pensiamo al caregiving fatto di varie fasi, perché c'è, come dire, una fase iniziale sì. dove a volte è anche difficile rendersi conto che si è diventati caregiver, non è magari una realizzazione che si fa così all'improvviso nel caso della malattia di demenza che compare anche lentamente a volte. Poi c'è una fase centrale, ma c'è anche poi una chiusura. Secondo te quali sono le differenze di queste fasi? Quindi un inizio, la parte un po' più centrale, che può essere anche molto lunga, perché sappiamo che la malattia può durare anche 10 anni, 11 anni, e poi anche la chiusura. Ecco, se rifletto rispetto a queste tre fasi, intanto vedo proprio il ruolo del professionista, dello psicologo, come figura costante, con invece con diverse finalità di prevenzione, quindi venire prima nelle fasi iniziali per far capire che cosa può succedere, invece un ruolo in cui il supporto del professionista, con un supporto anche di altri, di caregiver, se, che hanno già anche vissuto, diventa fondamentale. Ma la progettualità, cioè il fatto di avere degli obiettivi condivisi di vita e di fine vita tra il caregiver e care recipient, quindi la persona di cui si prende cura, per me sono altre sfumature estremamente importanti. È un processo in divenire, questo è chiaro, con varie fasi che possono poi andare e tornare, no? Cioè, quindi si può poi ricadere in questo voler assolutamente fare, in questo non farcela più, non riuscire più.
per questo c'è bisogno di appunto un lavoro di condivisione in cui veramente anche chi ha già avuto esperienze simili riesce ad accompagnare. Quindi in tutte queste fasi con diverse valenze, la presenza di una rete di sostegno in cui comunque rimane sempre il focus sull'individuo, e il fatto che ci si debba anche così ritagliare del tempo in un'ottica o comunque per promuovere un benessere sì, nel tempo, diventa veramente uno degli aspetti cardine per riuscire a sostenere e a sostenersi. Ecco, allora direi non più sostenere chi sostiene, ma sostenersi per riuscire a sostenere. Quindi ridarei un ruolo, diciamo, centrale al caregiver in questo processo, coadiuvato, diciamo, in sinergia con altre figure che possono aiutarlo. So se Sì, è quello che sì, grazie, perché a volte si mette più l'accento su quando si inizia a diventare caregiver e magari anche quando cominciano a esserci quelli che a volte vengono chiamati disturbi del comportamento, come fare. Però poi magari poca attenzione viene data alla fase di chiusura, quindi come dire, hai finito di fare questo ruolo, è finita questa esperienza del caregiver e che cosa succede? Quindi in qualche modo come si elabora questa esperienza, perché ci sono persone, ad esempio, che finito questo loro ruolo diventano volontari o persone che non vogliono più sapere di malattie, vogliono ricavarsi altri spazi nella loro vita. Quindi che cosa succede anche alla fine? Che cosa succede a questi caregiver? Che qualcuno veramente ha imparato veramente tante cose che potrebbe anche condividere con altre persone, quindi trovare un modo anche per dare un senso, per elaborare l'esperienza, e qualcun altro giustamente fa altre scelte, altri percorsi, però si pensa anche all'ultima fase, quella del distacco rispetto al supporto dei caregiver. Sì, allora ecco, io ho un po' sfumato quest'ultima fase perché penso che sostenendosi, e quindi il professionista che poi va a sostenere già nelle prime due fasi, poi comporta anche un diverso tipo di lavoro nell'ultima fase, perché appunto si è imparato o appunto siamo stati educati, ci siamo educati su come anche riuscire a gestire le diverse situazioni che possono accadere. E questa educazione chiaramente ridando la centralità a una parte quantomeno dei propri bisogni e quindi ha anche la progettualità come aspetto costante e fondamentale della nostra esistenza, al di là dei ruoli che ci ritroviamo a ricoprire, ecco questo fa sì poi che il vissuto anche nelle fasi finali rivesta poi abbia nuove connotazioni. Perché io ho comunque portato avanti una serie di progettualità, anche può essere un solo obiettivo, il poter dire benissimo, dopo questa esperienza io voglio condividerla, voglio far sì che gli altri capiscono anche da come a seconda dell'angolatura da cui tu leggi l'esperienza che stai vivendo, puoi trarre anche tutta una serie di insegnamenti e riscoprire o scoprire nuove modalità di stare con il tuo caro. Oppure si può capire che si vuole andare in altre direzioni, che però non possono essere improvvisate. Ci deve essere sempre come un continuum, cioè un fil rouge che va a delinearsi sempre di più, ma un filo che io ho già iniziato a vedere, o come una matassa che comincia a srotolare dall'inizio.
per non poi per non perdersi. La progettualità per me, il fatto di avere un perché, ti porta già a metà strada del lavoro, questo sempre. E il perché deve essere un perché legato al sé, a come ci si sente, non il mio perché è l'altro. E quindi riuscire anche sempre a, diciamo, riportare questo tipo di analisi, perché se io sto bene, l'altro sta bene, l'ambiente anche, l'ambiente quindi che io vado a creare, la situazione, la dinamica che vado a creare è una dinamica che diventa costruttiva di sinergia. Quindi riesco anche meglio ad accettare poi tutte quelle che possono essere, diciamo, le conseguenze del mio prendermi cura. E per questo veramente non è perché io sono psicologa o comunque tu sei psicologa, però il supporto a questo livello è fondamentale. Si può leggere, si possono cambiare gli occhiali, però è necessario che qualcuno ci dia indicazioni e poi le risposte le troviamo sempre noi, non c'è la risposta magica. Lo psicologo, il professionista non darà mai il vademecum per diventare, per essere il miglior caregiver, riscoprire anche tutti gli aspetti, le potenzialità che ha questo ruolo, questo insieme di ruoli, perché appunto abbiamo visto che non è solamente il ruolo di gestire la parte concreta, ma ha anche tutta un'altra serie di difficoltà comportamentali nel caso in cui ci disturbi comportamentali, ma il fatto che lo psicologo indirizzi a trovare poi quegli aspetti che veramente mi fanno star bene, che sono solo miei, che io poi posso condividere per dare indicazioni all'altro caregiver sul tipo di soluzione, di risposta, di progetto che io sono riuscito a sviluppare. Per me questo è fondamentale. L'aspetto della progettualità che tu Sì, hai sottolineato è veramente importante, perché questo riuscire a trovare una propria intenzionalità, una propria intenzionalità. azione intenzionale e non sentirsi in balia degli eventi, quindi sopraffatti dagli eventi, è un aspetto importante ed è interessante come tu abbia sottolineato che questa è una capacità di progettarsi e di riprogettarsi che può essere imparata anche durante questo percorso del caregiving. Quindi in qualche modo noi possiamo reinventarci a seconda di quelle che sono le situazioni che ci capitano. Quindi come, non so se si può dire, una metacompetenza, no? Anche una competenza. Volevo dire metacompetenza, ma mi sono trattenuta perché poi il meta diventa complesso. È una competenza trasversale in qualche modo che noi possiamo avere, possiamo sviluppare. E in quello che tu dici sento molto l'aspetto del supporto psicologico, ma anche di un supporto psicologico non giudicante, no? Che emerge dalle tue parole, proprio quella del lasciare spazio al fatto che emerga la persona con le sue caratteristiche, con i suoi talenti, i suoi punti di forza, quindi Anche con le emozioni, le più mm, negative, sempre avendo presente che altri le hanno vissute o le stanno vivendo, che prima o poi c'è un'altissima probabilità che anche altri saranno caregiver e quindi questa condivisione deve essere importante, proprio il fatto di dire che si è arrabbiati, che si è stanchi, che si detesti quello che si sta facendo o la persona anche di cui ci si prende cura, perché mm, sono vissuti e sono, cioè, quindi se lo vivo è un qualcosa che in quel momento va a turbare il mio benessere, la mia energia, diciamo, in termini più generali mm, mm. e quindi lavorarci per riuscire a ristabilirla. Visto che E, sei ritornata sull'aspetto emotivo, c'è un'emozione che mi colpisce molto, oltre il tema del senso di colpa, ma in realtà l'emozione proprio della vergogna, anche la vergogna, sì, che sappiamo essere un ostacolo per le caregiver, i caregiver nel chiedere aiuto, ma anche
di uscire con il proprio caro e farsi vedere all'esterno, quindi c'è questo, a volte è solo imbarazzo, a volte è veramente vergogna. Sì, questo è un'altra componente che va a rendere ancora più gravoso il sostenersi e il Mm. sostenere, perché chiaramente il fatto di negare il problema, ho in mente caregiver che confrontandosi poi con amiche presentavano la situazione di questo prendersi cura come una situazione in cui andava tutto bene, che era gestibile ed era solo così, l'etichetta che il pensiero presentava, e una situazione invece molto pesante. Questo per paura di perdere anche quelle poche amiche o amici che sono rimasti, la paura di non essere comprese o compresi, e il fatto che comunque nella nostra società tutto quello che così non è conforme a uno standard che abbiamo imparato o al quale ci siamo adeguati non deve essere mostrato. Quindi stiamo sempre tutti bene, quando si chiede anche come stai, rarissimamente si sente una persona che ti risponda ma non sto tanto bene, no? Perché è proprio la formalità, no? Come stai? Bene, avanti. No, come stai? Non tanto bene, avanti comunque, perché non si è pronti a sentire l'altro. Mm. Mm? E E, ascoltare la e vulnerabilità in quel accettare modo. la vulnerabilità, però tutti siamo vulnerabili. Mm. Anche la persona che veramente sente in modo sentito, ti dice sto bene, avrà sicuramente un qualcosa che può crearle disagio. Lo star bene, se lo insegna bene la psicologia, non è semplice. Mm. È un lavoro continuo, è un rifocalizzarsi, cioè, costa energia in qualche modo, però è possibile. E quindi anche il tener presente che per star bene, per tutti quanti, c'è un lavoro da fare dietro consistente, allora lì ci si dice forse condividere anche questa mia vulnerabilità può da una parte sensibilizzare anche l'altra persona, però al di là di questa mission sociale è il fatto che molto probabilmente io potrei essere capita, Mm. perché, ripeto, o siamo stati o lo saremo, ma a tutti toccherà questo ruolo del prendersi cura di. Mm. 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 Allora, come quando appunto si hanno bimbi piccoli, si condividono le fatiche dell'essere mamma, no, ma perché tutti sappiamo, si condividono con le altre mamme, però anche le non mamme capiscono questo tipo Mm. di difficoltà, no? E quindi questa condivisione, tenendo presente che non c'è la risposta risolutiva, cioè senza aspettarci dall'altro che ci dica, che ci dia la soluzione, perché nessuno ci darà la soluzione, questo in nessun contesto, Mm. ahimè. Deve sempre partire da noi, e proprio il fatto che poi siamo noi a trovarla è quella che ci rimane, no? Ci Mm. rimane del tempo e riusciamo anche a coltivare, però cerchiamo anche di sdoganare questa visione in cui la malattia non è parte di questa società, perché la malattia è parte di questa società, non la Mm. vediamo sempre, ma c'è. Alcune categorie professionali ne sono più esposte, pensiamo a tutti i sanitari, a chi lavora in ospedale, ma anche qui dobbiamo educare la nostra mente all'essere consapevoli che la malattia c'è, quindi se io condivido anche con persone queste difficoltà, persone che non stanno vivendo in quel momento queste difficoltà, posso comunque essere capita. Mm. Non devo pretendere di avere poi la soluzione dall'altro, perché questo non è un po' Mm. utopico, se Mm. posso dire, neanche Eh, Stiamo notando una insorgenza sempre più precoce anche di queste malattie, forse perché vengono diagnosticate, e quindi questo significa a livello di caregiver che abbiamo caregiver molto, molto, molto giovani.
si sta studiando questo aspetto? C'è qualcosa che ci puoi dire su questo tema dell'età sempre più giovane, anche dei caregiver che si Sì, occupano di persone con demenza? sì. Stiamo iniziando, ma siamo veramente ancora in una fase molto precoce, nel senso che manca ancora un po' questa sensibilità, perché comunque la maggioranza dei caregiver si occupano di persone già adulte e senza tenere conto invece che ci sono anche caregiver di persone o anche di bambini. Si sta lavorando soprattutto nel caso dell'adulto, non tanto sul caregiver, ahimè, quanto su il fare accettare in qualche modo a chi ha avuto una qualche diagnosi il processo di cambiamento che è in corso o che avverrà e ad oggi siamo molto indietro. L'unico strumento che abbiamo, gli strumenti che abbiamo sono strumenti che lavorano appunto su questo abbattere i stereotipi rispetto a quello che potrebbe implicare il condividere il proprio stato. Quindi siamo dalla parte Mm. della persona che ha un disturbo, una malattia e anche quindi a non aver paura di questa etichetta o del fatto che il condividere questa etichetta poi porti a tutta una serie di conseguenze. Quindi favorire anche le strategie di coping, quindi come riuscire a affrontare le diverse situazioni. E quindi siamo sempre a livello meta. Per i caregiver non c'è ancora. Quindi Ecco, potremmo dire che è un nuovo filone che potrebbe essere anche di ricerca, di... un nuovo filone e c'è veramente moltissimo lavoro da fare, perché anche a livello appunto degli interventi per disturbi che già conosciamo, appunto anche a causa di questi diversi momenti che il caregiver vive, è molto difficile dire quello che funziona e quello che non funziona. Mm. Eh, ecco, perché c'è questa variabilità, questi cambiamenti interni che si vive a seconda del momento di cura e di quello che sta vivendo la persona di cui ci si occupa, ed è complesso, ma questo non vuol dire che non dobbiamo intervenire o che non dobbiamo fare, perché ogni intervento porta una parte di benefici. Ehm, questi benefici penso che si possano applicare anche a, diciamo, questo nuovo filone, che probabilmente non è nuovo, ma semplicemente ne siamo consapevoli oggi di studio, quindi anche a questo livello l'università ha una serie di nuove sfide da affrontare, ma non dimentichiamoci di analizzare quello che è il vissuto, cioè proprio la percezione che la persona ha e partire da quella. E quindi qua faccio un appello ai caregiver, non so se poi questo insomma, verrà condiviso o meno, però quello di condividere, di non avere paura a condividere le proprie fragilità, e perché capendo e anche verbalizzando, buttando fuori, che poi riusciamo appunto a essere sostenuti e allo sostenerci. Il tener tutto dentro crea poi anche a livello appunto dei circuiti che si attivano un cortocircuito che non è funzionale a nessuno. E non parlo solo del proprio caro, della persona di cui ci si prende cura, ma in primis a se stessi, perché siamo veramente l'ambiente principale, metaforicamente parlando, a cui la persona di cui ci prendiamo cura è esposta. E come vogliamo che la casa sia pulita, perché ho tutto perfetto a livello di medicinali, di questi aspetti concreti, però
questo va in secondo piano, è presente, ma prima devo essere a posto io. Ti Ecco, ringrazio per questo appello finale che volevo chiederti, ma mi hai anticipata, quindi ti chiedo in chiusura se c'è qualche altra riflessione importante che senti di voler condividere. appunto, i caregiver sono questa rete invisibile, fondamentale, che dovrebbe essere riconosciuta sempre di più a livello del macrosistema, essenziali, quindi fondamentali per la nostra società, per la mission, per il lavoro che portano avanti con il proprio caro, con la persona di cui si occupano, dovrebbero essere riconosciuti a più livelli e per questo sono tutti processi di cambiamento, implicano tanto tempo, ma il primo processo che possiamo portare avanti è quello di sostenerci. Quindi veramente con questa, diciamo così, questo scambio che abbiamo avuto, Antonella, non direi più sostenere chi sostiene, ma direi sostenersi per sostenere. Quindi Grazie, ti ringrazio eh, per questa grazie a intervista. voi e insomma Buon eh, lavoro e buone ricerche. grazie. Eh, Grazie. un caro saluto a tutti i caregiver, ringraziandoli per quello che fanno a più livelli, anche quello di condividere poi con altri le proprie esperienze, le proprie difficoltà e il fatto anche di essere testimoni del fatto che si può andare avanti. Grazie. Prego.